Vai, vai. Bentornati su Uomini d'Avanza. Oggi facciamo la ricetta più divisiva della Sardegna. È divisiva, No, va bene divisiva. I culurgiones. buoni. Avremo bisogno per questa ricetta di... Patate, farina, semola, menta, pecorino, stagionato e un pochettino fresco. Allora, la menta è selvatica, l'abbiamo presa e fatta essiccare sopra la stufa e poi spezzettata. Ok? Quindi semola, rimacinata di grano duro e farina. 00. 00. Anche quello di 600 grammi. 600 grammi. Anche senza sale va bene. Che tanto si aggiungerà poco. Perfetto. Aspetta, mi stavo dimenticando di dirvi, iscrivetevi al canale per supportarci perché quasi la metà di voi non è iscritta, come vedete dalle statistiche. Per favore supportateci e fateci crescere. Andiamo ora a pesare la farina 00 e la semola rimacinata di grano duro. Noi stiamo facendo un impasto grosso, quindi voi attenetevi alla ricetta scritta precedentemente. 175 g di semola e 75 g di farina. L'acqua la vedremo successivamente in impastatrice, in base a quanto ne richiede l'impasto. Questo impasto va fatto senza il sale. Gettiamo farina e semola rimacinata di grano duro nell'impastatrice. Ok. Iniziamo a farla lavorare, poi iniziamo a inserire l'acqua. L'acqua, quella che richiede l'impasto, però è a occhio, sappiate che dipende dal tipo di farina, cambia la richiesta d'acqua. Mettiamo un po' di olio, ma A questo punto gettiamo l'olio. dovrebbe andarci lo strutto. Fa parte dell'essere divisiva questa ricetta, perché ognuno ha la sua ricetta, ogni casa la fa diversamente, quindi noi lo facciamo con l'olio per essere più versatile, perché ci piace anche friggerli. E tra l'altro fritti negli aperitivi sono fantastici. Quindi l'impasto è pronto quando va via dalla planetaria lasciandola completamente pulita. E il nostro impasto è pronto. Abbiamo tolto l'impasto dall'impastatrice e lo finiamo di lavorare a mano. Il movimento è sempre lo stesso, stenderlo sul piano e poi richiuderlo in se stesso. Quindi lo lavoriamo finché non diventa liscio. Quindi questo è il nostro impasto, fatto con 300 g di farina, 700 di semola rimacinata di grano duro, una tazzina da caffè d'olio. La quantità d'acqua, l'abbiamo detto, dipende a seconda della vostra farina, cambia. Ora va solo fatto riposare. Sì. Quindi lo posizioniamo in frigorifero. Va bene già da un'ora, però mezza mattinata è perfetto. Sono più o meno 200 grammi di formaggio. Noi stiamo facendo un mix. Quello è semistagionato e questo è... semistagionato. Quindi stagionato e semistagionato, pari peso. Varia sempre a seconda dei gusti. Lo grattiamo con la grattugia fine. Le patate nel frattempo bollono, sono 600 g di patate e 200 g di formaggio.
La cosa fondamentale è pulire le patate a caldo perché l'impasto deve essere fatto caldissimo, quindi si scolano le patate e si puliscono. Adesso usa 2 cucchiai per non bruciarsi. Non bruciatevi. Quindi ricapitoliamo gli elementi. Abbiamo le nostre patate che stiamo sbucciando a caldissimo, olio, sale, la menta che abbiamo preparato prima e il formaggio grattugiato, pecorino, sardo. A gusto si può inserire nell'impasto anche uno spicchio d'aglio. Salutiamo gli amici dell'Ogliastra. Vai, gettami il formaggio. Boh. Mettimi anche la menta. Sale e profumo. Vai, formaggio. Allora, adesso gettami un po' di sale. Ho gettato Getta così. un pochettino. Nell'ultimo. Di formaggio? L'olio. Ancora poco poco. Boh. Ne avremmo gettato sia in un cucchiaio. Dici che va bene di olio quando... Ok. Lascia lucido il dorso ma pulito. Sì. Ok. Vedi? Ricapitolando, abbiamo l'impasto che sta riposando in frigorifero. Il ripieno dei culurgiones va coperto e fatto riposare anch'esso in frigorifero. Paio d'ore. Arrivati a questo punto il video stava diventando davvero troppo lungo, quindi lo dividiamo in 2 parti. La prima parte, come avete visto, impasto e ripieno, e nella prossima ci sarà la chiusura dei culurgiones, la cottura e l'impiattamento. Ve ne do un piccolo assaggio, guardate un po'. Grazie di aver guardato e mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale.